Grazie Bruno. Un augurio anzitutto a Paolo Fadda, ma anche a tutto il nuovo gruppo dirigente della Margherita della Sardegna. Lo voglio salutare collettivamente perché credo, come ci ha fatto capire, che il ruolo di guidare questo partito sarà un ruolo certamente suo, ma ampiamente collettivo, ma ampiamente gestito in una collegialità di intelligenze e di energie. Tra queste intelligenze, tra queste energie, credo che non gli mancherà l'aiuto di tutti. Insieme ad altri amici devo dire che non è questo il congresso del traghettamento. Non mi piace, nemmeno a me piace questa definizione. So che è di moda da quando un giovane sardo, un 23enne che ha fatto venire qui Massimo Cacciari a presentare un'opera che sta avendo successo in tutta Italia, si chiama Filosofia del navigare, ha dato una nuova moda, diciamo, ha indicato una nuova moda, una riflessione sul mare e sul movimento, sulla terra e sul mare. Può darsi che questo ragionamento del traghettamento ritorni come un pezzo della moda, ma io credo che la metafora sia sbagliata. Noi siamo certamente una barca, ma una barca grande perché contiene molte esperienze, molti amici, molti territori, molte esigenze. E questa barca non è fatta solo dal timone, e questa barca non è fatta solamente da persone che vogliono essere semplicemente trasportate. Sarà che ci abbiamo dentro la testa le disfunzioni della Tirrenia e quindi questa roba dei traghetti non ci piace. Ma io dico che dentro questa metafora non bastano mani salde sul timone se non c'è una vela grande e capace di raccogliere il vento, perché le mani possono essere salde sul timone ma la barca rimane ferma. E questa vela grande deve essere capace di orientarsi a raccogliere un vento. Il timone è la ragione, la vela è la passione politica, il vento che noi dobbiamo raccogliere è il vento, di nuovo, della speranza, delle paure, della voglia di rassicurazione, delle attese della Sardegna, che devono riprendere a soffiare nella nostra vela. E quindi questo vento dobbiamo essere capaci di intercettarlo. E se anche questo vento diventasse forte, allora attenti amici, qui c'è il dovere del nostro compito, della nostra responsabilità, del gruppo dirigente. Non esiste vento abbastanza forte se non conosciamo la direzione, se la rotta non è certa. La rotta dal 2004 è il cambiamento della Sardegna. Dal 2004, più chiaramente, è il cambiamento della Sardegna con la nostra responsabilità di governo. Ha detto ieri Renato Soru, richiamando quelle idee a cui abbiamo contribuito e che disegnano un progetto grande per la nostra isola. Dopo molto tempo, dopo molta politique d'abord degli anni precedenti, ci siamo tutti impegnati, anche grazie al fatto che i cittadini avevano la responsabilità di determinare una guida individuale e collettiva, e l'hanno indicata, individuale e collettiva. Il Presidente e una maggioranza di partiti e un Consiglio regionale fatto di persone che ha preso un impegno insieme al Presidente, suggellato dal voto popolare. Ha detto Soru ieri che vince, è vero, chi ha l'idea migliore del futuro. Mi permetto di aggiungere, non in dissenso, ma per precisare, che è vero che vince chi ha l'idea migliore del futuro, ma la migliore idea non vince se chi la propone, se noi che la proponiamo, non siamo credibili. Cioè, se noi che siamo al governo non recuperiamo integralmente una nostra responsabilità di legislatori, di componenti della giunta regionale, di presidenza, di tutti, per metterci in sintonia con questa idea che la credibilità si consuma e dobbiamo riguadagnarla noi che questa responsabilità abbiamo con gli atti di governo, perché solo allora sapremo vittoriosamente indicare e confermare la prospettiva dell'idea migliore per il futuro, solo se avremo questa credibilità. Nino Andreatta, in un discorso a cui avevo avuto la fortuna di assistere, ci aveva raccontato una volta che gli artigiani italiani
a cui lui collegava l'esperienza politica, erano dei artigiani e artisti particolari, perché a differenza delle statue che facevano in tutta Europa, noi qui in Italia avevamo artisti e artigiani che facevano anche il dietro delle statue, la parte che sarebbe stata vista solamente dai piccioni. Era una metafora per dire che c'è un lavoro legislativo e di governo, atti importanti che non vanno lasciati senza manutenzione, senza controllare se sono efficaci, senza cambiarli se si sono rivelati sbagliati, perché capita a volte a chi fa, a chi ha il pensiero e poi decide di fare, capita di sbagliare. E chi non fa, amici, che non sbaglia mai, ma nella nostra ottica chi non fa sbaglia sempre. Nella ottica di una Sardegna che doveva ritrarsi dalle sabbie mobili, da un blocco che durava dall'incapacità della politica di tirarla via, si sbagliava sempre. Stare fermi significava sbagliare e continuare ad affossare. Quindi non lasciamo soli gli amici che hanno la responsabilità del governo, non lasciamo soli gli amici che hanno la responsabilità di avere la guida dei gruppi consigliari, di esercitare il mandato di consigliere regionale, di esercitare il mandato di parlamentare. Non è questa solitudine che chiedono, non è questa solitudine di cui si beano. C'è un sistema che io credo il nuovo Partito Democratico in Sardegna dovrà in qualche modo rialimentare. Un partito che rialimenta le opportunità, che rialimenta la libertà, ma un partito che anche rialimenta la garanzia e la solidarietà, un sistema di garanzie e un sistema di solidarietà. Mi piacerebbe che questo partito, nel contesto del Partito Democratico che cresce nel resto dell'Italia, fosse un partito competitivo, un sistema che tutti noi abbiamo la responsabilità di costruire, che, vorrei dirla come Pericle raccoltava la democrazia degli Ateniesi 2500 anni fa, non si propone di imitare le leggi e i sistemi degli altri. Noi non copiamo nessuno, piuttosto siamo noi, dobbiamo essere noi a costituire un modello per gli altri. Proviamoci, abbiamo le risorse, abbiamo le idee, abbiamo le persone che possono fare questo. Il Partito Democratico, dove la Margherita deve entrarci col meglio del suo gruppo dirigente, col meglio delle sue idee, delle sue esperienze, deve proporre anche una qualità della democrazia diversa in Sardegna, che raccolga più movimento, più opinione pubblica, più cittadini e giovani interessati al bene comune, alla politica. Quella bella definizione di politica che molti di noi hanno imparato da Emmanuel Mounier, la politica come organizzazione della speranza, può rientrare nel DNA della politica che ha in testa il nuovo Partito Democratico della Sardegna. Un partito più aperto, non vi nego, amici, che partecipando a molti congressi ho visto che con lo stesso sforzo che noi, democratici di sinistra, abbiamo messo per le nostre assemblee, forse avremmo con regole diverse mobilitato di più, fatto partecipare di più, fatto decidere di più ai cittadini della Sardegna. E non ci sarebbe, forse, oggi, quell'atmosfera, diciamo, di fredda determinazione, che è forte determinazione, ma è vero, in certi momenti è fredda determinazione che noi in giro vediamo. Sarebbe bello che insieme alla forte determinazione ci fosse una determinazione calda. È un partito quindi che dovrà mettere insieme la necessaria continuità della politica, ma anche la utile occasionalità di eventi come le elezioni primarie a tutti i livelli di determinazione degli incarichi più importanti delle nostre istituzioni. È un partito anche che è fatto non solo di istituzioni, di sindaci, assessori e presidenti, ma è fatto di gente. Non abbiamo paura della gente, perché è lì che troviamo la nostra legittimità, ma troviamo anche occasione, idee e quel vento che la nostra vela deve intercettare. Mi avvio a concludere, amici. Deve essere un partito, il nostro, che rimette in moto anche la mobilità sociale, un partito dove le umili origini delle persone non sono impedimento per chi merita, e questo partito il sistema lo deve trasferire poi nella Sardegna. Mobilità anche generazionale nella selezione della classe politica, oltre che delle occasioni. Io vorrei dire, guardando anche all'esperienza che faccio in Consiglio regionale, che è un Consiglio regionale dove c'è una certa selezione sociale.
In passato non era così, spero che in futuro non sia così. E guardo con molto interesse a quello che nella più grande delle democrazie di questo mondo, la più antica forse, gli Stati Uniti, sta avvenendo. Forse noi, per l'importanza che ha quel paese, dovremmo avere il diritto di voto lì. Io, se fossi americano, voterei un signore poco più di 40 anni, lo dico politicamente scorretto, negro, il cui padre era qualche decennio fa un semplice pastore di capre e il nonno era un servo, un domestico, un zeracu, come diremmo qui in Sardegna. Mi piacerebbe che esperimenti di mobilità sociale di questa importanza e che portano oggi Barack Obama negli Stati Uniti a contendersi la candidatura a presidente di quel grande paese potessero riaccadere anche in Sardegna come sono accaduti ieri, perché questa è la forza di una grande democrazia. Mi piacerebbe che accadesse anche da noi. Potere più concentrato, amici. Potere più concentrato ma democratico e sottoposto a controllo, programmi che si trasformano in decisioni, non in tentativi come accadeva in passato. Se hanno il consenso del popolo. Guardate che alcune delle cose che stiamo facendo, il negoziato sulle entrate con la Regione, il negoziato sulle servitù militari, tanti altri problemi che si sta andando a cercare di incidere, non avrebbero nel confronto con lo Stato nessuna speranza di ritornare ad una efficace decisione, nel senso che il popolo sardo vuole, se non ci fosse un potere stabile, se non ci fosse un potere capace di porsi con autorevolezza come rappresentante della Sardegna e del popolo. Se non è così, ho impressione che la politica, e se non sarà così, ho impressione che la politica debba rassegnarsi a non essere più, non dico l'orizzonte della vita e del progresso della nostra regione, ma nemmeno un fattore rilevante. Lo voglio dire a Salvatore Ladu: quando tu facevi il segretario di un grande partito di popolo un paio di decenni fa, sapevi dove andare a bussare quando, vabbè che il PIL non fa la felicità del popolo, nemmeno del popolo sardo, però quando la gente mangia dalle buste paga dell'industria, allora bisognava sostenere Ottana, sostenere Porto Torre, sostenere il Sulcis. E la classe politica di allora sapeva dove andare a bussare, perché sapeva dove erano gli interlocutori, era lo Stato, l'azionista pubblico. Oggi non è più così. E se noi non ci mettiamo in testa che occorre un sistema politico, un partito politico e anche, direi, una formazione alla politica che metta nelle condizioni oggi di guardare al sistema nuovo, globalizzato, di interlocutori che sfuggono, noi daremo alla politica sempre meno rilevanza. Lo dico con un esempio della mia terra. Le buste paga di chi lavora lì sono fatte da signori ed aziende dove chi comanda sta a Pittsburgh, negli Stati Uniti, o in un oscuro paese della Svizzera, dove ci sono gli azionisti di un altro gruppo multinazionale, o a Mosca, dove si sono comprati le fabbriche dell'alluminio. E allora io dico, amici, che prendere atto di questa situazione significa anche prendere atto che occorre un'investitura forte e autorevole a qualsiasi livello di governo se vuole contrattare e negoziare con questi poteri forti. Ho finito. Ovunque la politica si fa dal governo e nel governo, ma non possiamo accettare che tutto da lì origini e tutto da lì ritorni, e tutto vi ritorni. Un partito leggero, il futuro Partito Democratico, d'accordo, ma che non si identifichi totalmente nelle leadership di governo, leader di partiti democratici che vincono e diventano premier, è un giusto modello, ma poi c'è la necessità che il sistema della discussione, dell'elaborazione riprenda la sua responsabilità e differenzi le funzioni. Lo dico in maniera che rimanga e si sappia. Credo che in questo sforzo Francesco Rutelli ci debba aiutare e debba capire che altro è l'impegno che va profuso nel governo, ma la Margherita, per entrare bene e forte nel Partito Democratico, ha bisogno di una distinzione delle funzioni. A voi tutti, amici, un augurio fiducioso che nel nuovo partito ci si stia bene, ci si stia con responsabilità, ci si stia soprattutto senza paura perché non dobbiamo averla questa paura, perché siamo
con le nostre idee, le nostre capacità, la nostra esperienza, adeguati per reggere il confronto con le altre tradizioni politiche e culturali che vi entreranno. Io vi entrerò con la mia e spero di essere assistito dalle stesse parole che insieme a tanti ragazzi, anche lì qualche decennio fa, ci hanno spinto a far politica in maniera competitiva con le altre forze che animavano la testa, la cultura e il sentimento di altri giovani che oggi invece sono con noi, giovani e meno giovani. E Benigno Zaccagnini, quando ci invitava a questo confronto, ci richiamava ad essere capaci del confronto senza avere paura e ci diceva che se si studiano, erano i comunisti di allora, noi dobbiamo studiare di più. Se essi lavorano, noi dobbiamo lavorare di più. E se essi sono seri, noi dobbiamo essere più seri. Se essi hanno fede, noi dobbiamo avere più fede e certezza nelle nostre idee di quanta ne abbiano loro. Ci sono tutte le condizioni per farlo. Amici, io credo che tutti insieme lo faremo. Grazie.